Pronti? 1, 2, 3. Sono partiti con Capta che contiene Dubai Jet, il quale parcheggia in seconda posizione. Poi in terza Numero Eolo 4 Valdimar, Eclissi BFC squalificato. mentre prova ad avanzare all'esterno Dandy De Godrel, partito bene da meno 20. Capta al comando dopo 200 metri in 15,1. In seconda posizione alla corda c'è Numero Dubai 5 Jet Feuero all'esterno, squalificato. Dandy De Godrel, poi Eolo Valdimar, quindi Cagliostro che precede Crystal Ross e Speranza SSG in coda. 30 per i primi 400 metri di corsa comunque veloci da parte di Capta che prosegue indisturbato leader. Dubai Jet è secondo alla corda, mentre allo scoperto c'è il compagno di scuderia di Capta, Dandy De Godrel, che ovviamente non ha interesse ad implementare il ritmo, e allora muovono Cagliostro ed Esperanza SSG. Quando se ne vanno 800 metri di corsa in 1-1 e 2 e Cagliostro aggira Dandy De Godrel, si porta allo scoperto, mentre va a sistemarsi in terza pariglia Esperanza SSG al completamento del primo chilometro, passato in 1:15,7, con al comando Capta, di fuori Cagliostro, in corda Dubai Jet, in pariglia Dandy De Godrel, poi Esperanza SSG e ancora Crystal Ross a un giro dalla fine. Parziali costanti quelli scanditi al comando da Capta e Manuel Pistone. Cagliostro sempre allo scoperto, in corda Dubai Jet, poi Dandy De Godrel, ancora Eolo Valdimar. La piegata di destra passata in 15,2, Capta continua in vantaggio, controlla le offensive di Cagliostro, Dubai Jet è sempre lì in corda, in mezzo alla pista muovono Esperanza SSG e Crystal Ross a 400 metri dalla conclusione, la retta di là in 14,3, accelera Capta, Cagliostro che non molla, Dubai Jet in attesa in corda avanti a Eolo Valdimar, poi Dandy De Godrel sul passo, quando siamo a metà dell'ultima curva e Capta è sempre in vantaggio, deve gestire una lunghezza e Dubai Jet ora può andare in open stretch, al largo c'è ancora Cagliostro, Capta in vantaggio, Dubai Jet che prova a spostare all'esterno di Capta, Capta in vantaggio, Dubai che ci prova, Capta e Dubai Jet sul palo, millimetrica, 1:15,1 il doppio chilometro, Dubai Jet e Antonio Di Nardo coprono completamente Capta. Andiamola a rivedere, si difende Capta al comando, Dubai Jet sferra l'attacco, speed secco a 150 metri dalla conclusione e Dubai Jet probabilmente passa nei confronti di Capta. Dubai Jet e Antonio Di Nardo a segno in questa settima corsa, Michele Raimo al training, i colori della scuderia, Cecco Volante, il 7 anni da Marajah, che vince bruciando sul palo un comunque valido Capta, mentre per il terzo posto andiamo a rivedere nelle immagini probabilmente ancora Cagliostro. Sì, è Cagliostro che rimane avanti al gruppo, quindi 3, 2, 10 il probabile arrivo numerico della settima.